Per quanto riguarda le caratteristiche di un olio d'extravergine d'oliva, dobbiamo fare gli stessi ragionamenti che siamo abituati a fare per il vino, ovvero le caratteristiche dell'olio dipendono dalle varietà delle olive che sono state utilizzate e di conseguenza dipende dalle caratteristiche dell'ambiente dove queste olive si sono sviluppate e sono state raccolte. Per quanto riguarda la denominazione olio extravergine, sapete che l'acidità massima espressa come concentrazione da acido oleico deve essere inferiore all'1%. In realtà negli oli extravergine di oliva a denominazione di origine protetta, come nel caso del Garda o del Veneto, abbiamo un'acidità che è inferiore addirittura allo 0,6-0,5%. È stato utilizzato olio extravergine d'oliva del Garda, che è la denominazione di origine protetta, ma ricordiamoci che nel Veneto c'è un'altra denominazione di origine protetta per l'olio extravergine d'oliva ed è quella del Veneto, con le 3 sottozone di Valpolicella, Colli Iberici e Euganei e del Grappa.